l'efficienza meccanica che è rappresentata dalla creazione di questa cravatta, che era poi un'anticravatta e che doveva combattere tutte le cravatte inglesi, i papillon, tutte quelle robe, quei fronzoli come li chiamavano, che erano antigeniche e erano delle cianfrusaglie che venivano messi sulle tavole. Questo è un aspetto particolare, è un aspetto molto significativo, soprattutto anche del preludio moderno al design industriale. L'aspetto ancora più sconvolgente è quello del 1933, dove Scurto e Di Bosso creano la macchina antropo. Che cos'è la macchina antropo? È una soluzione, come c'è scritto, anticadaverica, per cui l'aldilà, il soggetto che passa dall'altra parte o va nel Grande Oriente, come vengono definiti alcuno, arriva a essere meccanizzato, quindi si trasforma nell'acciaio e quindi diventerà sempre eterno, a raggiungere l'eternità attraverso